Fatto, io e il CP partiamo. Stavolta ci siamo presi io e il CP un paro, che sarebbe un paio di settimane. Quanto l'Alessia e il Giacomino avevano un compleanno, sono più cose da mamme, no? Allora ho detto, ecco, cosa non ha senso, insomma, ecco. E oggi è anche sabato, ragazzo, quindi leviamo le tende, anzi no, se è l'acqua quella che costa. Scarichiamo un po' il CP che faccia i suoi 200 km e poi partiamo. Prima di farti vedere una cosa, c'è l'angolo della pubblicità. Pubblicità, l'obsolescenza programmata. Allora, queste scarpe io le ho indossate 4 volte, questa è al massimo la quinta volta, guarda. Cioè, faccio un uso normalissimo, guarda. Cioè, camminando, piegando, guarda, si è spaccato tutto. E guarda che non le ho pagate poco. Sì, non le ho pagate sopra le 100, ma non le ho neanche pagate sotto le 50. Non so più cosa dire, ragazzi, non so più cosa dire. È stato uno dei miei ultimi acquisti di roba, diciamo, tra virgolette, da poco, perché purtroppo magari molti di voi che sono ancora giovani lo stanno imparando, non è una regola assoluta, però di solito chi più spende meno spende, ossia tu risparmi se compri roba di marca, da skate, di qualità, perché cazzo non si rompe e ti dura negli anni. Cioè, pensa che io ho ancora una maglietta di seta della Ralph Lauren di quando avevo 14 anni, l'ho usata migliaia di volte, si è solo un po' sfilacciata sotto, ma il resto è perfetta, è nuovissima, i colori sono sgargianti, è stata lavata non so quante volte, centinaia di volte. Va bene, dai, scendi, con calma, stai per pressa, scendi, tac, guarda cosa che mi ha regalato zio, che io sapevo dell'esistenza di sta roba. Allora, nell'attesa che io mi prenda un altro cavo, perché il mio è anche tanto grosso, guarda, ha fatto tutto l'effetto filo del telefono, nell'attesa che io prenda un altro cavo del 220, stavolta un po' più lungo, 15 metri, magari appunto con la macchinetta che inrodola, ho voluto usare questo e farti vedere questo, che è semplicemente una rotola a cavo. Tu appoggi il cavo qui e continui a girare, e anche per srotolarlo metti le dita, aspetta che con una mano tengo il telefono, con che altra tengo strafante, metti magari 2 dita dentro questo buco qua, niente allusioni sessuali, ci sono i bambini, e poi fai girare e si srotola il cavo con estrema facilità. Quelle piccole cacchiate che però ti cambiano la vita, no, che parolone grande, però ti sono di grande utilità. Ricordo, attenzione, per carità, questo non pesa tanto, però è in ferro. Ricordo benissimo di averli visti non so dove, in plastica, quindi più leggeri e più duraturi per quanto riguarda la corrosione, mentre per quanto riguarda la robustezza ovviamente quello in plastica è più soggetto a rotture. E dopo mi chiedono perché vesto sempre firmato. Non ho mica tutti sti soldi da spendere, ragazzi, porca miseria, che compri una roba di sottomarca e ti dura un mese. No, attenzione, per firmato non intendo le frociate, cioè tipo le robe di Gucci, Louis Vuitton eccetera. Per marche intendo le cose di qualità, cioè che non serve svenarsi, costano magari quel 40% in più ma ti durano 10 volte di più, quindi dov'è il risparmio? Stai a vedere anche il mio cazzo di O-Block, io ho sempre paura a rompere. Vari installatori, è della Dometic, vari installatori mi hanno detto che sì, costa quasi il triplo, però è l'unico che se c'è grandine o prende botte, robe del genere, non si rompe, perché è più elastico, è tutta un'altra roba, è tutta un'altra qualità. Gli altri che trovi a 400 euro sono quelli che con una grandinata ti fanno il mega buco, hai capito? È una cosa che resiste negli anni, cioè mi ha fatto vedere, ha detto vieni qua, mi fa, senti, tocca, e l'ha provato a flettere, dopo 25 anni, quanti cazzo ne ha sto camper, ancora è come nuovo, cioè si flette bene, nonostante il camper sia sempre stato all'aperto, quindi con più 40 gradi e meno 20 gradi. È bello perché ancora parla sto cane, cioè lei la lasci qua, vabbè, tutto recintato, quindi l'ho lasciata senza problemi, le si fa tutti i suoi giri eccetera. Quando sta troppo tempo davanti all'entrata del camper, soprattutto con la testa, il muso rivolto verso l'entrata, significa mi hai fatto entrare o no? Cara. Per quello dicono, gli manca solo la parola. Sono proprio contento, non vedo l'ora di usarlo. Ho preso il cavo da 15 metri, più fino di quello che ho, comunque sempre sufficiente per quello che bisogna fare. Questo coso qui che è molto utile per quando magari sei inclinato, non riesci a far andare giù l'acqua dalla doccia, dal piatto doccia, o comunque per quando ci sono gli animali, bisogna asciugare di più perché vanno anche lì. Questi nuovi tappi li ho pagati tanto, però sono bellissimi per le bottiglie di vino.
ogni tanto bisogna chiudere l'occhio nella vita e farsi qualche regalino. Questo adattatore, ho detto, non si sa mai, non pesa niente, non costava niente, ma veramente non pesa niente, pesa quasi più la carta, quindi ho detto ovviamente prendiamolo. E poi, che non si sa mai, sempre utili, delle piccole vitine in acciaio inox. Anche queste, stesso discorso di prima, costano molto di più delle normali viti zincate, però a parte che non si arrugginiscono, non si spannano col tempo, hai capito? E quindi ti eviti tantissime rotture di valle e via. Queste erano alcune dei pugni, vedi, anche queste erano acciaio inox, perfette dopo tanti anni. Quando si dice che i ricchi sono ricchi perché sono taccagni come la merda, allora non è proprio così, però in parte è anche così, perché te l'avevo già detta, ma te la ricordo perché secondo me è una legge economica importante e utile veramente a chiunque. Ti ricordo la frase che mi disse quella volta un mio ex titolare, e concentrati perché è breve, è semplice, ma va colta. A lui non interessava fatturare, non mi interessava niente fatturare, a lui interessavano i soldi, ok? E cosa significa? I soldi sono il margine di guadagno, ossia ciò che tu hai una volta tolte le spese. Se tu guadagni 100 e hai 90 di spese, in realtà tu hai guadagnato 10, ma se tu guadagni 100 e hai 20 di spese, ragazzo mio, tu hai guadagnato 80, cioè 8 volte di più, capisci? E questo è un po' il succo della puntata di oggi, che è iniziata parlando dell'obsolescenza programmata e poi delle cose di qualità, che sono quelle cose, insomma, che durano, se le compri una volta poi basta. Pure attento, perché sono bastardi quelli che vendono, fidati che te lo dico da pubblicitario. Poi c'è un altro tipo di obsolescenza programmata che esiste da una vita e fidati che il termine è lo stesso, quella dei gusti, quella delle mode, ok? Le cose vengono cambiate non solo perché si rompono, non riescono più a dare la stessa prestazione, eccetera, ma anche proprio perché non piacciono più, ok? Perché non sono più belle o perché ne esce una più bella, hai capito? Cioè tu magari hai, adesso non mi viene altri esempi, il manico della scopa bellissimo, tu ricambi sopra sempre la parte sotto, un giorno ne inventano uno più comodo, più bello, con l'impugnatura, eccetera, e tu anche se hai già il manico della scopa sei fortemente tentato, perdonami l'esempio se prima mattina non mi venne altri, sei fortemente tentato a comprare l'altro manico della scopa, che ovviamente costa di più. Però cosa succede? Alla fine tu hai pagato sia il manico della scopa del cavolo che il manico della scopa da soldi. Se esisteva già un manico della scopa bello, perfetto, da non cambiare più, tu avresti preso quello. È un po' il ragionamento che ho fatto io con la moto. Ho detto inutile stare qua a cambiare moto di continuo, se a me piace quella, costa un botto, e i ricambi, la manutenzione, è un Ferrari, Dio caro come costi, però ho detto cazzo, se mi piace quella cosa stiamo là tanto a cambiare, perché poi arriverò a prendermi quella, e quindi ho detto prendiamo direttamente la Ducati. Un po' come, vabbè, adesso chiudo perché devo andare anche avanti, la storiella dei mouse che faccio sempre ai miei amici. E io nella mia vita ho cambiato un disastro di mouse, ma veramente non saprei dirti minimamente il numero, da 20 euro, 40 euro, 60 euro, 50 euro, 30 euro, eccetera 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 eccetera, fino al giorno in cui presi un mouse della Logitech da tipo 140 euro. Lo ottenni per tipo 12 anni, 13 anni. E qui è, per carità, avevo già fatto una puntata e parlava di sto mouse perché è una cosa importante, e non è tanto il fatto che io ho risparmiato un sacco di soldi, che non ho comprato più mouse avendo speso quelle 140, quel che era, per 11-12 anni, no? È il fatto che io in tutti quegli anni ho utilizzato un mouse eccellente, cioè percepivo la qualità di quel mouse, hai capito? Quindi oltre al risparmio c'è stato proprio, come si dice, il comfort, la soddisfazione di usare una cosa molto buona. No, fermo, dopo vado via sul serio. Allora, parlavamo del discorso della soddisfazione, aspetta che puso qua un attimo, del comfort e via discorrendo. Allora, questi tappini, che li ho pagati esageratamente tanto, lascia stare la qualità del materiale, tutto quello che vuoi, la durata, la garanzia estesa, eccetera, eccetera, ma sono cazzate, ma parlavamo del comfort, ripeto, guarda la forma. Ok, io quelli che ho, che sono rotondi, ogni volta devo diventare matto ad aprire le bottiglie di vino, devo prendere il canevaccio, sforzare, tirare due porchi, eccetera, eccetera. Questi qua hanno la forma triangolare, quindi vedi, sono sciocchezze, però quando uno apre più volte una bottiglia, la apri in un attimo, al posto di diventare matto ogni volta prendi il canevaccio, eccetera, questo
cambia di pochissimo la qualità della vita, però una cosa ti cambia pochissimo qua, una cosa ti cambia pochissimo là, hai capito? Se ti crei questa vita, non sto parlando di consumismo, attenzione che non fraintendete, non parlate da testare, ti sto parlando di crearsi una vita comoda, quindi di ragionare sempre sulle cose e di capire ciò che veramente fa il nostro interesse, ciò che rima dalla nostra parte. Non bisogna essere necessariamente miliardari o entrare nel meccanismo del consumismo, anzi appunto è uno dei modi per uscirne, cioè poche robe ma buone. Una roba la compri una volta, ti dura per sempre e in più godi quando la usi, Dio caro. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, Western Maine. Across the north and south to Chicago, the ocean. Face to face, each classic case. We shadow box and double cross, yet neither chase.